Buongiorno a tutti, a chi è presente in sala, a quanti ci seguono da casa e permettetemi un ringraziamento sentito alla Presidente della Quinta Commissione Sonia Brescacin che ha fortemente voluto presentare questa iniziativa qui oggi a Palazzo Ferrofini, la casa di tutti i veneti, perché è importante che i veneti prendano coscienza di un fenomeno particolare, appunto la disabilità tra gli anziani e il decadimento cognitivo, ma anche capiscano che esistono delle sperimentazioni importanti nella nostra regione per aiutare questi cittadini e le loro famiglie. Nel nostro paese le persone disabili sono quasi 13 milioni, delle quali oltre 3 milioni sono in condizione di grave disabilità. Tra le persone con grave disabilità quasi 1.500.000 a un'età superiore ai 75 anni. Per quanto riguarda il declino cognitivo, secondo l'OMS, il numero dei cittadini affetti da questa patologia è destinato a triplicare nei prossimi 30 anni nei paesi occidentali, mentre nella sola regione europea questa malattia affligge circa 10 milioni di persone. In Italia, secondo uno studio condotto a Roma dalla Fondazione Policlinico Universitario del Gemelli e l'Università Cattolica, in collaborazione con l'IRCS San Raffaele Pisana, ci sono attualmente circa 735.000 persone affette da un tipo di lieve declino cognitivo. Si tratta di un insieme di lievi deficit della memoria, ma che appunto non inficiano eccessivamente sulla qualità della vita quotidiana, ma che potrebbe essere indicatori di un futuro peggioramento di questa condizione. Infatti questa condizione costituisce un fattore di rischio perché la percentuale di individui che evolve dal lieve declino alla demenza o alla malattia di Alzheimer si aggira attorno al 12-15% rispetto all'1,2% sui soggetti sani. Ad essere determinanti per la salute mentale, ma anche per la gestione della disabilità, ci sono anche fattori legati alla socialità, al rapporto con il mondo esterno, che appunto sono ad esempio l'isolamento sociale, l'assenza di stimoli cognitivi e siano appunto implicati nell'acuire il peso della disabilità e dell'insorgenza della demenza e in generale di decadimento cognitivo. Uno stile di vita salutare che tenga in conto sia della cura del corpo sia di quella psicologica e dunque la strategia migliore per ridurre appunto questo rischio. I problemi vissuti da questa fascia importante di cittadini e dalle loro famiglie su cui grava un peso veramente grande. In Italia il modello di welfare si caratterizza per una tipologia di interventi basati sui trasferimenti economici, quasi tutte pensioni piuttosto che servizi. In particolare sui 28 miliardi di spesa, quasi 27 miliardi sono di trasferimenti monetari, pari al 96,4% della spesa totale. Nei principali paesi europei la quota di trasferimenti si attesta attorno al 70%. Il progetto che presentiamo qui oggi invece va in controtendenza, parte cioè da un servizio, da un forte stimolo alla vita sociale e alla creazione artistica, aprendo dunque orizzonti nuovi a una fascia di cittadini che, come spiegano le statistiche internazionali, vedono nella solitudine un'autentica prigione sulla qualità della vita quotidiana, ma che potrebbero essere indicatori appunto di situazioni ben più complesse e ben più difficili. Io mi scuso per aver parlato troppo, lascio la conduzione della conferenza stampa e dell'illustrazione del progetto alla collega e amica Sonia Brescacin. Prego Sonia. Grazie di cuore al Presidente del Consiglio Romberto Ciambetti e a tutto il Consiglio regionale e a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima giornata. Mi fa molto piacere che il Consiglio regionale oggi ospiti la presentazione di questo innovativo progetto che è nato a Vittorio Veneto, una cittadina di circa 30.000 abitanti in provincia di Treviso, ma soprattutto è nato dall'idea del coordinamento per il volontariato della Sinistra Piave in collaborazione con la cooperativa sociale Terra Fertile. E quindi io vorrei anche invitare e ascoltarlo attraverso le parole dei suoi presidenti. Attraverso le parole
e son contenta che è attraverso le parole dei due presidenti, in particolare del presidente del coordinamento delle associazioni di volontariato della Sinistra Piave, Giovanni Sollima, e di Massimo Ciacchi, presidente della cooperativa Terra Fertile, che potremo cogliere il valore sociale di relazione, di cura, di ascolto, che affianca il valore artistico del progetto. Ma lascio a voi la parola, perché siete meglio di me, riuscite a trasmettere quello che avete pensato, ideato e poi realizzato. Bene, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito che ci avete fatto per la presentazione di questo progetto. Allora, il progetto nasce circa un anno fa. Come ha detto prima il Presidente Ciambetti, vede la comunione, l'unione di due realtà che insistono nel nostro territorio, a Vittorio Veneto, e che si occupano di disabilità e di decadimento cognitivo. Come è stato correttamente detto, i passaggi sono complicati, è stato ancora più complicato l'unione, la prospettiva di unione di queste due fragilità. All'inizio della presentazione del progetto, un'amica che si occupa di neuroscienze mi disse, una situazione personale, mi permetto di riferirla, tu sei un po' pazzo, anzi no, questa è un'idea pazzesca. Idea pazzesca, restai inibito da questa affermazione. Dopo l'amica è anglosassone, di origine anglosassone, e modulò la parola pazzesca in altro modo, in pazzo. Ho detto, ma cos'è questa storia? Io sono sano di mente, insomma, le facoltà cognitive abbastanza a posto. Diceva, e mi ha riferito dal punto di vista scientifico, l'unione delle due progettualità, delle due fragilità è molto difficile. A quel punto accettai la sfida ancor più rispetto a quello che era stato l'inizio e la mia idea. E l'abbiamo proposta alla parte scientifica della direzione sanitaria della nostra azienda sanitaria, e dopo circa 2 mesi, dopo uno studio particolareggiato, fu approvata e ci ha consentito l'inizio del progetto stesso. Il progetto prende il nome, io di solito non personalizzo mai le mie idee, ma questo qui è un passaggio fondamentale. Il progetto prende il nome dalla mia cara mamma, che si chiamava Anna, scomparsa qualche tempo fa, pochi giorni fa, a dire la verità. Però la mia mamma mi ha lasciato delle caratteristiche molto, molto importanti. Quello del donarsi verso gli altri. Ciò che lo faccio ogni giorno, perché io sono semplicemente un volontario, mi prodigo, mi riferisco alla gente con l'arte del donarmi. Questo qui è come un piccolissimo ricordo nei confronti per mia mamma. Faccio un piccolo proseguo, perché direi che questo qui è un tipico progetto declinato al femminile. Qui adesso la nostra Presidente, che tra le altre cose è anche una mia amica, è parte in causa dell'evoluzione, parte in causa positiva, dell'evoluzione del progetto stesso. Sempre circa un anno fa io la invitai nella sede del mio coordinamento e le dissi, cara Presidente, cara Sonia, cosa ne pensi di questa fase sperimentale? La Sonia mi ha subito dato forza, mi ha dato stimolo per andare avanti. Non ci sono state le strade in discesa, perché eravamo all'oscuro di quello che era la nostra progettualità, non sapevamo l'unione di questi due passaggi dove ci avrebbe portato. Alla fine, a seguito di stimoli positivi dettati dalla Presidenta, io lo proposi anche al mio amico Massimo della cooperativa Terra Fertile, e lì ci fu un'adesione immediata alla progettualità, e da lì partì tutto. Io conduco fondamentalmente un centro sollievo che si occupa di anziani con decadimento cognitivo, insiste in quel di Vittorio Veneto, un progetto regionale, a valenza regionale,
Nella provincia di Treviso, soltanto nella provincia di Treviso ci sono 48 centri di specie, ma la nostra prerogativa è quello di aver portato avanti questo progetto, direi innovativo, sperimentale e con successo. Dove sta la novità? In territorio nazionale non esiste una progettualità identica a questa qui. Sono stati fatti degli studi e quindi vi riferisco questo dato. Ancora di più c'è una terza variabile che è stata unita, che è la variabile artistica. Variabile artistica che per il mezzo di una nostra cara amica, nonché artista, Lorenza Pavan, ha sovvertito i nostri piani in maniera positiva, ha avuto una declaratoria principale rispetto a quello che era la parte sociale del progetto stesso. Io mi fermo qui, non mi dilungo più di tanto, lascio la parola a Massimo che ci illustrerà l'altra parte del progetto. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie Sonia dell'invito, è un'occasione bellissima per noi poter raccontare chi siamo. Noi siamo la cooperativa Terra Fertile che è attiva a Vittorio Veneto fin dal 1997 e si occupa di inclusione lavorativa, inclusione sociale, autonomia abitativa e sul dopo di noi. Insomma, ci occupiamo un po' a tutto tondo delle persone con disabilità. Abbiamo diversi servizi, ma ciò che mi premeva così mettere in luce è un po' lo stile del servizio, era quello di offrire e di dare la possibilità alle persone con disabilità non solo di ricevere un servizio, ma anche di restituire, di dare, di essere protagonisti di azioni a favore della comunità, per cui non solo beneficiari, ma anche protagonisti attivi in favore degli altri. E con questo stile, con questa idea, con questa filosofia, dal 2003 insomma, abbiamo conosciuto Renza, ci siamo conosciuti e abbiamo messo in piedi un laboratorio artistico grazie appunto alla anche esperienza di Renza che si era fatta precedentemente con varie fragilità a favore di persone con disabilità gravissime, persone che erano compromesse in molte delle loro funzioni, non solo quelle intellettive ma anche quelle comportamentali. C'erano persone con un disagio autistico molto grave, persone dove era veramente difficile pensare a un'attività che li potesse coinvolgere. È stata una scommessa, ma una scommessa stravinta, riuscitissima, che ci ha dato la possibilità veramente di coinvolgere persone che a vario titolo, insomma, si trovavano in fortissima difficoltà ed erano difficili da gestire, coinvolgendole con un sacco proprio di soddisfazione e siamo riusciti grazie alle opere che sono state realizzate diciamo, in questi laboratori a manifestazioni importanti, un sacco di eventi nel territorio. Siamo andati per oltre 10 anni a Cison di Valmarino, all'Artigianato Vivo, abbiamo potuto esporre opere all'ULSS, in palazzi importanti del nostro territorio, insomma. E abbiamo avuto modo anche di regalare, insomma, no, delle opere che sono state veramente apprezzate, ma non solo, hanno messo in luce la potenzialità delle persone. Qui sta proprio la straordinaria capacità di Renza, che oltre ad essere un''artista particolarissima, eccezionale, di un'arte senza tempo, frutto della sua desiderio e passione di viaggiare per il mondo, insomma, quest'arte è riuscita a coinvolgere nella realizzazione di opere artistiche persone che fortemente compromesse, ecco. Ci sarà anche la possibilità di vedere qualcosa in un video che pubblicheremo nella nostra pagina Facebook, ma per tutti quelli che sono interessati basta venire al Ceo di Cozzuolo e si possono vedere le persone all'opera e questa è una capacità straordinaria da parte di Renza, insomma.
Quindi un'esperienza che dura dal 2003, che poi si è interrotta col Covid, ma che è ripartita quando appunto Giovanni era in cerca di una sede idonea per fare, ci chiedeva la saletta. Insomma, io gli ho detto: guarda, la saletta non posso dartela perché non posso subaffittare i locali, però possiamo fare un progetto insieme. Quindi la proposta è partita così e sta funzionando in maniera egregia. Il valore più importante di questo progetto è aver messo insieme le fragilità, perché così, dando continuità al fatto di essere protagonisti attivi, abbiamo potuto sperimentare anche la capacità di aiutarsi delle persone fragili tra loro. E c'è un obiettivo anche, diciamo, a medio-lungo termine, che è quello di trasformare questo laboratorio, attraverso l'arte, alla comunità, per cui farlo diventare intergenerazionale, mettendo insieme anche i giovani e altre fragilità. Insomma, per cui sono felice di poterlo dire qui. Qui siamo appunto alla sede della Regione Veneto e credo che appunto dobbiamo cominciare a guardare alle comunità, all'inclusione delle persone più fragili, ma in senso globale, non più per categorie, ma in un modo intersettoriale. Ecco, per cui grazie Sonia. Grazie a voi. Grazie a voi davvero di cuore. Abbiamo capito che, guidati dall'artista Renzo Pavan, è stato sperimentato un laboratorio artistico che ha reso i beneficiari persone con disabilità e persone con decadimento cognitivo dei protagonisti di benessere personale, familiare e di comunità. Avete dato vita a un lavoro prezioso che vi proietta verso il territorio attraverso quello che è il linguaggio universale, che è quello della cultura e delle opere artistiche. L'abbiamo respirato attraverso le parole dei due presidenti e noi vi facciamo davvero i complimenti, vi ringraziamo, i complimenti perché avete creduto, ci avete creduto, l'avete ideato, l'avete progettato, l'avete concretizzato, e coinvolgendo anche tantissime realtà, perché attorno a questo movimento, attorno a questo progetto siedono non soltanto le realtà del terzo settore che sono qua presenti, ma anche l'azienda sanitaria US2, come diceva prima il presidente Sollima, il comune di Vittorio Veneto e tantissime altre realtà che potranno essere veramente generatrici nel futuro attraverso la vostra azione. E secondo me avete dato vita a quello che si definisce un welfare culturale, cioè delle azioni promosse in un'ottica di servizio integrato, come dicevi appena te adesso, secondo una visione multidisciplinare della fruizione, che mettono in relazione professionisti della cultura, della sanità, dei servizi sociali, che anche voi gestite, e artisti, per realizzare dei progetti mirati al raggiungimento di un benessere diffuso dei singoli cittadini e della collettività, promuovendo la qualità della vita per il tramite dei contesti artistici. E secondo me si entra in un campo ancora più vasto, l'abbiamo capito dalle vostre parole, e così, parlando con i due presidenti, ho detto facciamo una par condicio, e inviterei anche la Lorella Corazzin, sempre di Terra Fertile, perché secondo me entriamo in un tema più vasto della rigenerazione umana. Vieni Lorella. Vieni. No, resta. Che grazie ad azioni che mettono al centro la persona, sviluppano una concezione del vivere sia della comunità, anche di realtà più piccole, in contesti meno grandi agglomerati urbani, in contesti più piccoli come sono i nostri comuni, anche il comune di Vittorio Veneto, che comunque ha una media dimensione, ma generano anche, sviluppano una concezione del vivere sia della comunità ma sia dei singoli individui, orientati ad evidenziare il valore delle relazioni, in particolare delle relazioni di cura, e a sviluppare pratiche di inclusione sociale. E quindi io un po' ho avuto l'opportunità di venirvi a vedere proprio dal vivo e respirare il lavoro che faceva l'artista assieme a tutti coloro che hanno animato questi bellissimi progetti. Sono diventate delle opere artistiche straordinarie e quindi penso che generate anche tantissimo oltre a quello che già vediamo. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora io scendo un po' più sul concreto probabilmente del progetto, perché è già stato ben spiegato.
Questo progetto nasce da un sogno e le cose belle nascono sempre da sogni, quindi da un movimento comune che parla di un territorio, della voglia di stare assieme, di avvicinarsi e di incontrarci anche su un tema che ci piace, che è quello comunque dell'arte, del bello, dell'inedito, direi. E questo progetto, il progetto Anna, nasce proprio per favorire una vicinanza, un'amicizia, un sostegno tra fragilità, ma anche è un'occasione proprio per le persone, per scuole, per volontari, per chi accede, per chi guarda. È un'occasione per le famiglie delle persone con le quali collaboriamo e lavoriamo. E quindi questo ci ha mosso a pensare varie azioni, ha coinvolto operatori, volontari che si sono dedicati in modo diverso per fare delle proposte. E il progetto artistico è stato proprio un esaltare questo grande percorso condiviso assieme. Così il progetto artistico ci siamo messi in gioco, no? Abbiamo deciso di farci una domanda, di interrogarci su di noi, sulle nostre fragilità, sui percorsi, sulla vita, non aggiungo altro, ma credo che sia questo che accompagna un po' le opere che poi Renza, che è davvero un'amica, una grande professionista, una bella anima che accoglie, sta vicino, orienta, guida, ma che lavora proprio in equipe, ecco, e quindi potrà poi trasferire raccontandoci quello che andiamo a vedere. E credo che quando le persone nelle loro differenze si avvicinano hanno la capacità di creare molto di più della banalità del quotidiano. E questo è, secondo me, il risultato più forte e più importante di questo progetto. Grazie. Se non ci sono degli interventi, potremmo andare ad apprezzare le opere d'arte.